presidente del Porto di Venezia in una nota spiega come gli scali italiani siano per legge al momento aperti all'attracco di qualsiasi nave, anche a quelle che trasportano migranti. Il reddito di cittadinanza ha tutta l'aria di un provvedimento che non creerà lavoro, uno stimolo a starsene in divano, così il sindaco Brugnaro commenta la bozza del decreto. Subdolo, vigliacco e violento, depositate le motivazioni della sentenza di condanna di Ascione per l'omicidio dell'ex moglie Mariarca Mennella, familiari amareggiati, non abbiamo più fiducia nella giustizia. Numeri inquietanti quelli dell'attività svolta nel 2018 dai carabinieri del nucleo tutela lavoro di Venezia, le violazioni hanno fruttato multe per oltre 3,5 milioni di euro. Avvio questa mattina del cantiere per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale e veicolare in località Le Crete a Quarto d'Altino, un'opera attesa da 20 anni. Spenti i falò dell'Epifania, restano le polemiche scatenate dall'incremento delle polveri sottili. Nella città metropolitana i valori registrati dalle centraline ufficiali dell'ARPAV aumentati di 5 volte. Basket, ottimo inizio d'anno per l'Umana Reyer che domenica al Palasport Talier ci ha messo KO la squadra avversaria mantenendo il secondo posto. Buonasera dunque, ben ritrovati con l'informazione da Venezia. È bufera sul presidente del Porto di Venezia Pino Musolino, autore di una nota che spiega come a norma di legge gli scali italiani siano attualmente aperti all'attracco di qualsiasi nave e quindi anche a quelle che trasportano migranti. Sotto il profilo squisitamente tecnico i porti italiani non sono chiusi. Lo scrive in un post pubblico su LinkedIn il presidente dell'autorità portuale veneziana Pino Musolino. Parole in cui qualcuno ha letto un invito a dirigersi verso Venezia all'equipaggio della nave Sea-Watch nel Mediterraneo con 49 migranti a bordo. Il Ministero dell'Interno, spiega Musolino codice alla mano, può vietare lo sbarco di passeggeri ma non l'ingresso né l'approdo di navi nei porti, competenza riservata dalla legge esclusivamente al Ministero dei Trasporti che deve emanare un decreto in base al codice della navigazione. Decreto che al momento non c'è. Quindi i porti italiani sono aperti e se una nave volesse attraccare non potrà impedirlo senza commettere un illecito. Pronta la replica del ministro chiamato in causa, il grillino Danilo Toninelli. Nessuna autorità portuale italiana, scandisce, può arrogarsi prerogative che travalicano le sue funzioni amministrative. Darò mandato agli uffici del Ministero di valutare accertamenti disciplinari. Non ho emanato decreti di chiusura dei porti perché non serve, non essendo alcun porto italiano interessato alle operazioni. Ancora più dura la reazione dei leghisti veneti, con il consigliere regionale Alberto Semenzato che accusa le autorità portuali di fare politica. Mi sono giunte voci che anche quello di Napoli e quello di La Spezia, mi sembra, sempre le autorità portuali abbiano detto le stesse cose praticamente di Musolino, di conseguenza credo questa sia una linea politica più che marittima, come è stata la linea dei sindaci disobbedienti, adesso avremo anche le autorità portuali disobbedienti. Una posizione considerata inaccettabile dall'esponente della Lega. Siccome io so, e penso non so soltanto io, dei ministeri hanno preso delle posizioni, io credo che i signori, invece di twittare e perdere tempo a twittare, dovrebbero fare quello per cui sono pagati. A difesa di Musolino si schiera invece il deputato veneziano del PD Nicola Pellicani. Bene ha fatto il presidente del Porto Musolino a ricordare quello che prevede la legge. Stiamo parlando di 49 esseri umani che da 16 giorni sono in alto mare e di 26 stati europei che stanno dimostrando zero umanità. Questo è quello che sta succedendo e il presidente del Porto non ha fatto altro che ricordare quello che stabilisce la legge, cioè il porto è aperto e tutti i porti italiani devono essere aperti ad accogliere persone in difficoltà come quelle che sono adesso in mare aperto. Da un dibattito all'altro non voglio fare il gufo e aspetto di vedere il testo definitivo, ma il reddito di cittadinanza ha tutta l'aria di un provvedimento che non creerà lavoro, uno stimolo a starsene sul divano. Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro commenta la bozza di decreto circolata in queste ore. Mi sembrano veramente dilettanti lo sbaraglio, ma lo sbaraglio proprio, e lo sbaraglio purtroppo ci andiamo tutti. Questo speriamo non succeda, ma l'aria c'è tutta, non c'è dubbio. Si dichiara preoccupato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per l'imminente decreto sul reddito di cittadinanza. È una norma che si fa fatica a interpretare con una norma che aiuta il lavoro. Questa sembra una norma che dal punto di vista culturale
insomma, in qualche modo ti spinge a stare a casa, insomma. Si tratta comunque di un provvedimento legittimo di un governo democraticamente eletto, puntualizza Brugnaro. Non mi piace fare il gufo e voglio rimanere ottimista. Come istituzione ho il dovere di accordare fiducia a questo esecutivo, vedremo le carte. Può avere anche un senso se lo gestisci per esempio con le aree di povertà e di dubbi reali delle persone che non ce la fanno, ma è un discorso diverso dirlo che io invece lo do a chi non ha lavoro a prescindere, perché è chiaro che tu rischi di agevolare chi sta a casa sul divano. Bisogna vedere come viene scritto. Quello che più dispiace, conclude il sindaco, è che non si sia avvertita la necessità di un confronto, magari con chi si occupa professionalmente di trovare lavoro alle persone. Questo mestiere lo faccio da 35 anni, nessuno mi ha chiesto niente. Questo già la dice lunga su come si può approcciare un provvedimento del genere. Secondo me sarebbe opportuno che facessero delle consultazioni, ma questo vale anche per tanti altri temi che abbiamo a Venezia. Non siamo consultati. Questo è l'atteggiamento che più dispiace, è un atteggiamento secondo me di presunzione che ci porta a sbattere. Veniamo alla cronaca, subdolo, vigliacco e violento. Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna di Ascione per l'omicidio dell'ex moglie Mariarca Mennella. I familiari sono amareggiati e dicono di non avere più fiducia nella giustizia. Ascione ha colpito la povera Mennella in modo a dir poco vigliacco. Se l'azione è stata caratterizzata dalla viltà, il comportamento successivo, l'invio di una lettera alla figlia col PIN del telefono della mamma per consentirle di controllare la nuova relazione, si connota per riprovevolezza non solo morale, perché incide anche sul danno che era già stato provocato ai figli. Sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale Antonio Ascione lo scorso 4 ottobre è stato condannato a 20 anni di reclusione con rito abbreviato per l'assassinio dell'ex moglie 38enne Maria Archetta Mennella a Musile di Piave. Secondo i giudici il pizzaiolo non ha agito con animo freddo quella mattina del 23 luglio 2017 in cui si è consumato il delitto. Un verdetto che sarebbe potuto essere più pesante se la legge sull'inapplicabilità dell'abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo approvata lo scorso novembre non fosse giunta troppo tardi e che fa crescere la rabbia tra i familiari di Mariarca. La giustizia italiana è una vergogna che dopo che una persona dove esiste il rito abbreviato si deve togliere di mezzo questa parola, non deve proprio esistere più, perché uno che ammazza una persona deve marcire in prigione, non è che tra riti abbreviati, tra promozioni, premiazioni e tutte queste cose che ci sono intorno, noi fra 10 anni già facile che uno lo vede per strada. E una persona non solo deve avere il danno, ma pure la beffa, perché la giustizia italiana ci prende in giro. Non è vero che la legge è uguale per tutti, non è vero questa cosa. Siamo delusi e siamo abbandonati da questa giustizia. A pesare sul verdetto è stato il mancato riconoscimento di 2 aggravanti, i futili motivi e la premeditazione. È un vigliacco. È falso, è stato sempre una persona falsa, sempre. Quando noi in casa nostra l'abbiamo, a quell'inizio che ha conosciuto a mia sorella, l'abbiamo accettato in casa, mio padre lo trattava come uno di famiglia. Dovrebbero svolgersi giovedì alle 15 nella chiesa di San Nicolò i funerali di Henri Raphael Kazimi, il rugbista 19enne italo-nigeriano scomparso a fine novembre dopo una lite con i genitori, il cui cadavere è stato trovato il giorno di Santo Stefano a Mira, nelle acque del canale che costeggia via Argine sinistro. La conferma che il corpo appartenesse a lui è arrivata alcuni giorni fa dall'esito dell'esame di comparazione del DNA svolto presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Padova. Henri Raphael, promessa del rugby italiano, studiava scienze politiche a Padova e giocava nel Rugby Riviera. Andiamo avanti, sono inquietanti e invitano alla riflessione i numeri dell'attività svolta nel 2018 dai carabinieri del nucleo tutela lavoro di Venezia. Violazioni alla sicurezza e lavoro nero hanno fruttato multe per oltre 3,5 milioni di euro. L'80% circa delle aziende controllate lo scorso anno dai carabinieri del nucleo operativo tutela lavoro di Venezia sono risultate irregolari. Sono soprattutto il lavoro nero, le violazioni alla normativa sui luoghi di lavoro ad essere stati multati e il conteggio finale di ammende e sanzioni amministrative supera i 3,5 milioni di euro nelle 4 regioni in cui il nucleo tutela lavoro è operativo, oltre al Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche. Preponderante nel consuntivo di fine anno l'attività eseguita in Veneto e soprattutto nel veneziano. Il dato che più preoccupa in
inquieta è quello che riguarda naturalmente la sicurezza sul lavoro, anche in considerazione degli infortuni mortali e degli incidenti sul lavoro che nel 2018 hanno assegnato alla nostra regione la maglia nera a livello nazionale. I controlli in questo caso hanno riguardato soprattutto i comparti dell'agricoltura e dell'edilizia. Nel primo caso a prevalere sono irregolarità relative alla posizione dei lavoratori. Quelli trovati chini a lavorare nei campi fra Chioggia e Scorzè erano per lo più lavoratori extracomunitari impiegati in nero, altri messi a disposizione tramite appalti di servizi non genuini. In edilizia, su 11 cantieri ispezionati fra Mirano, Noale e Scorzè, 10 sono risultati irregolari anche per violazioni relative alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel bilancio dei carabinieri del nucleo tutela lavoro spiccano pure i controlli estivi nelle strutture ricettive e di ristorazione lungo il litorale veneziano. Il lavoro in nero e irregolare è stato sanzionato in 13 delle 15 attività controllate fra Bibione, Raclea, Caorle, Jesolo e Sottomarina. Sono stati estradati 2 indagati arrestati lo scorso 20 novembre in Austria e in Spagna nell'ambito dell'operazione che ha smantellato un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di hashish e marijuana. La droga importata attraverso la Spagna veniva smerciata nell'Interland veneziano anche vicino a scuole e parchi frequentati da giovani. Il primo a varcare il confine nazionale è stato il 30enne Miroslav Grigore, ora ristretto nel carcere di Bolzano. Venerdì scorso da Madrid è arrivato a Roma Marin Kalin, consegnato alle autorità italiane e poi portato a Rebibbia. L'operazione dei carabinieri, scattata nelle province di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza, ha portato all'esecuzione di 20 misure cautelari personali per traffico internazionale di sostanze stupefacenti in concorso e al sequestro di beni mobili e immobili per 1 milione di euro. Voltiamo pagina, spenti i falò dell'Epifania, restano le polemiche fortissime scatenate dall'incremento delle polveri sottili nella città metropolitana. I valori registrati dalle centraline ufficiali dell'ARPAV sono aumentati di 5 volte rispetto a quanto impone la legge. Inutile girarci attorno, da sabato sera e per quasi 24 ore nel veneziano la qualità dell'aria è stata scadente, per non dire pessima. Bassa pressione e assenza di vento hanno agevolato la persistenza delle polveri sottili sprigionate nell'aria dai falò accesi per l'Epifania, che una volta spenti continuano ad alimentare le polemiche. Il fatto che aumenti di 5 volte il particolato nell'aria è una cosa molto grave. I PM10 e soprattutto i PM più piccoli, 2,5, che sono quelli veramente che entrano nei polmoni e causano malattia. Questo perciò deve preoccupare la Regione e i comuni. Se lo scorso anno i livelli di inquinamento già presenti avevano costretto alcuni comuni a correre ai ripari con ordinanze ad hoc, quest'anno la situazione, pur nel rispetto della tradizione, è sfuggita di mano. In tutto il territorio della città metropolitana le centraline dell'ARPAV hanno rilevato medie di PM10 pari a 3 volte sopra i limiti imposti dalla legge, dalla Bissuola alla Gazzera, da Rio Novo in pieno centro storico a Saccafisola, con punte di oltre 200 microgrammi per metro cubo in via Beccaria a Marghera. Nessuno è per eliminare totalmente questa tradizione, non ho sentito una voce, se non qualche esagerato, però che ce ne sia solo uno per comune, per esempio, secondo, che si controlli molto bene ciò che viene bruciato. Già, perché la questione di base è proprio questa e sembra di difficile soluzione. Un conto sono i falò ufficiali, un altro quelli organizzati alla belle meglio dai privati cittadini all'interno delle loro proprietà. Spesso i privati bruciano di tutto e questo lo sappiamo, è sempre successo. Allora, se succedeva in passato, in campagna, perché il pane e vino era anche un modo per eliminare i tralci, eccetera, va bene, una volta, ma adesso siamo nella situazione peggiore del mondo. Pianura Padana, assieme alla Ruhr e a Shanghai, sono i 3 posti del mondo più inquinati e non possiamo far finta di non saperle. Insomma, chiosa boato, teniamoci un falò per capoluogo, magari salvando quello di Arcade, ma stiamo attenti perché la situazione sta assumendo contorni punibili penalmente. Una regione che ha l'obbligo di fare interventi per ridurre l'inquinamento e che dà addirittura una deroga invece a una legge che proibirebbe questi tipi di falò, è una situazione che rasenta il penale. Io non voglio buttarla sul penale, ma segnalo a Zaia, che conosco bene come una persona intelligente, non sto parlando di uno che non capisce. Allora c'è questa tradizione, sì, ma devi limitarla. Il sindaco Brugnaro, appunto, difende proprio la tradizione e risponde con un'alzata di spalle a queste polemiche.
Ci sono delle norme, se le hanno rispettate hanno tutto il diritto di farsi il paevino, di pissare sti fogli, non è successo niente, sembra morto ancora, no? Ma sì, PM10, ma quando uscivano dalle fabbriche l'area gialla, ve le ricordate? Cioè che abbiamo respirato tutto, quando i motori delle macchine andavano che era una schifezza, anche Macron ha fatto un provvedimento, hai visto come si è finito in Francia? Andiamo avanti con questa storia qua, cioè ma volete fermare per forza l'Italia a tutti i costi? Cioè, non so. Stiamo monitorando i livelli di PM10, ricorda Luigi Brugnaro, abbiamo messo in piedi tutte le azioni che le norme nazionali e regionali ci consentono. Dopodiché bisogna anche tener presenti le esigenze della vita quotidiana delle persone. Io sono stato in Francia l'altro giorno e ho chiesto ma cosa sta succedendo a Parigi? Ho detto le macchine diesel non possono più entrare da oggi per domani. Uno ha comprato la macchina nuova da 2 anni e non può più entrare. E gli dico sfaghe a Parigi. Vogliamo fare anche qua. Poi la gente si incazza. Se fate incazzare la gente che lavora, magari si incazza sul serio. E non è il caso. Ho passato il giorno della Befana giocando all'aperto coi miei bambini, rivela il sindaco. Non abbiamo sentito cattivi odori di alcun tipo. È ora di finirla e di spargere il terrore per qualunque cosa. Divulgare sempre paure continue, che i bambini muoiono, che le persone non... Cioè, poi magari tante volte una sfiga si attira anche addosso, cioè vediamo di non esagerare sulle cose. Non esageriamo, semplicemente non esageriamo. Cerchiamo di essere un po' concreti e pratici. Lo pensate tutti questo, però poi c'è il politicamente corretto, quello che si deve dire e non si deve dire. Siamo sinceri una volta tanto, non succede niente, io abusava e è andata così. E al prossimo anno abuserà ancora. Andiamo ora a Quarto d'Altino, dove questa mattina c'è stato l'avvio, atteso davvero da parecchio, ben 20 anni, del sottopasso ferroviario a Lecrete. Avvio del cantiere per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale veicolare in località Lecrete a Quarto d'Altino. Un'opera attesa da 20 anni dai cittadini della frazione metropolitana che parte da un accordo di programma stipulato nel 99 tra Comune, Regione, RFI SpA e l'allora provincia di Venezia. Città metropolitana e regione hanno finanziato quest'opera, insomma credo che il territorio la stia attendendo da ben 20 anni, quindi a testimonianza del fatto che la speranza è sempre l'ultima a morire. Per quanto riguarda la soppressione dei passaggi a livello o per la rilevazione delle criticità inerenti all'infrastruttura ferroviaria, Regione Veneto sta facendo molto. L'importo complessivo del sottopasso è di oltre 2 milioni di euro con un importante contributo della Regione Veneto e parte dei fondi della città metropolitana di Venezia. I lavori dureranno circa 700 giorni e saranno suddivisi in 2 fasi, ma non è l'unico successo, evidenzia De Berti. A dicembre abbiamo firmato un protocollo d'intesa dove RFI ha stanziato 30 milioni di euro per la soppressione di 50 passaggi a livello con solo opere di viabilità, non ci saranno opere sostitutive, quindi Regione Veneto è un modello a livello nazionale anche per quanto riguarda l'approccio sull'eliminazione delle criticità sull'infrastruttura ferroviaria, in particolar modo sui passaggi a livello. Ci fermiamo per un piccolo break, ci vediamo tra pochi istanti. Con l'informazione da Venezia sono arrivati davvero da tutta Italia i candidati al concorso pubblico per 4 posti da infermiere indetto dall'ULSS 2 a Castelfranco Veneto, l'inizio dell'ultima fatica, la prova orale. Uno su 1000 ce la fa. Se non proprio come nel celebre brano di Gianni Morandi, poco ci manca. 4, questo è il numero dei posti a ruolo da infermiere messi in palio per così dire dall'ULSS 2, posti a tempo indeterminato e dunque molto allettanti, in grado di attirare aspiranti sia da vicino che da lontano. Cava dei Tirreni, una provincia di Salerno. Io sono siciliana ma abito a Vicenza, quindi mi sono trasferita da poco per fare questo concorso. Sono da Sandona di Piave. Al concorso pubblico indetto dall'azienda sanitaria trevigiana sono arrivate oltre 2000 domande. Dopo preselezione, prova scritta e prova pratica, i candidati rimasti in corsa sono 1193, per i quali oggi ha avuto inizio la lunga sessione della prova orale, con esami in programma da qui fino ai primi di febbraio. Una 70 al giorno, pochi minuti per ciascun candidato davanti alla commissione giudicatrice riunita presso l'ospedale di Castelfranco. Nell'attesa del proprio turno la tensione è palpabile, alta come le aspettative di chi spera di trovare finalmente il lavoro per cui si è messo studio e impegno. Male. Però siamo ancora tanti, quindi sarà ancora difficile. Ecco, se superi questo concorso dovrai trasferirti qui per lavorare? Sì, probabilmente. Vabbè, vedo che comunque Treviso in generale non è male come città. Ho studiato tantissimo, sono veramente in ansia.
probabilmente il tono di voce rende... Gestire un concorso con oltre 2000 domande non è una cosa semplice. Di fatto noi come azienda ci siamo anche appoggiati a un'azienda esterna che ci ha dato una mano nella preselezione e nella prova scritta e pratica, soprattutto per quanto riguarda la correzione delle prove. La graduatoria finale sancirà i nomi dei 4 che otterranno il posto, ma anche per gli altri c'è speranza. Dalla stessa lista infatti potranno attingere al bisogno anche le altre ULSS del Veneto. Il mio obiettivo è di entrare in graduatoria, quindi posso essere anche l'ultima dalla graduatoria, ma è importante entrarci. Veniamo ora allo sport, perché è stato un ottimo inizio d'anno per l'Umana Reyer. Ieri al Taliercio ha messo Cremona KO. I presupposti non erano dei migliori, con l'Umana Reyer reduce da 2 sconfitte e Cremona, squadra avversaria, invece da 2 vittorie. Ma gli orogranata come sempre hanno tirato fuori grinta e concentrazione, iniziando il 2019 nel migliore dei modi e riprendendosi il Taliercio con un risultato finale di 78-67. Una vittoria importante, una partita giocata con grande intensità per tutti i 40 minuti, mi riferisco soprattutto all'intensità difensiva che ci ha accompagnato per tutti i 40 minuti. E soprattutto la cosa che più mi è piaciuta è il fatto di non essersi disuniti quando in attacco non riuscivamo a far canestro, nonostante abbiamo costruito dei buoni tiri davanti a una squadra di grande qualità come è Cremona, che è certamente una squadra non facile da difendere. Quindi direi questo è un segnale importante. L'approccio degli orogranata è stato quello giusto da subito, con una buona circolazione ma un'altrettanto buona difesa. Dobbiamo continuare su questa linea, continuando a giocare duri in difesa, perché credo sia un elemento fondamentale, soprattutto quando, ripeto, magari non si fa canestro, è un periodo che non si fa canestro. Mi è piaciuta molto la disponibilità dei giocatori a passarsi la palla, testimonianza ne sono i 24 assist, e un contributo importante da parte di tutti, anche chi magari è stato impiegato meno. In chiusura veniamo alla nostra programmazione per questa sera 20:10, subito dopo il telegiornale di Treviso si parlerà di acqua e gas, occhio alle truffe. Ospiti in studio saranno Raffaele Baratto, parlamentare di Forza Italia e presidente di Alto Trevigiano Servizi, e Stefano Busolino, presidente di Ascotrade. Reddito agli stranieri e sindaci in rivolta. Questa sera torna Ring alle 21:15 su Antenna 3. In studio ci saranno con Ferdinando Avarino Alessandro Bisato, segretario regionale del Partito Democratico, l'ex vice ministro Enrico Zanetti, Dimitri Coin, parlamentare della Lega, e Raffaele Freda di Forza Italia. È tutto, a me non rimane che ringraziarvi per l'attenzione e salutarvi, lasciarvi naturalmente come sempre al meteo. Buonasera. Unique Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con foschie e locali nebbie sulle pianure, specie sulla parte centro-meridionale, spesso fitte e persistenti durante l'arco della giornata. Temperature minime tra gli 0 e 2 gradi, massime comprese tra 1 e 5 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza coperto con possibili deboli piogge sparse in tutti i settori, a nord possibili deboli nevicate sparse fino a fondovalle. In serata schiarite e probabili nebbie con possibili locali formazioni di ghiaccio. Temperature minime oscillanti tra gli 1 e 2 gradi, massime comprese tra i 3 e 6 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, sui confini alpini saranno possibili locali nevicate a bassa quota. Temperature minime tra i -2 e -4 gradi, massime oscillanti tra gli 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Unique Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.